Buona giornata, grazie per essere intervenuti. Eccoci qui al nostro tradizionale appuntamento con la scienza della domenica mattina. Vi dico subito che questo evento si tiene grazie al sostegno di Farmacia Antonio Colutta. Ci siamo chiesti come la scienza possa intervenire per arrestare, o meglio, per invertire il processo di degenerazione dell'ambiente. Michele Morgante, che siede nel nostro comitato scientifico ed è professore di genetica all'Università di Udine, accademico dei Lincei, presidente dell'Associazione Genetica Italiana, eccetera, ha radunato qui un gruppo di illuminati scienziati. Ve li elenco. Marcella Bonchio, riconoscibile perché è l'unica donna. Noi cerchiamo disperatamente di avere molte donne nel nostro panel e qualche volta ci riusciamo. Marcella Bonchio insegna chimica all'Università di Padova, è membro dell'Accademia Europea delle Scienze. Francesco Bosello insegna economia ambientale a Ca' Foscari a Venezia ed è co-direttore degli European Institute of Economics and Environment. Stefano Fantoni è presidente della Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze e si occupa di scienza della sostenibilità, delle sue applicazioni nei sistemi fisici, computazionali, biologici e sociali. Giorgio Matteucci è direttore dell'Istituto per la bioeconomia del CNR e vicepresidente della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. Ci diranno poi loro stessi e Michele Morgante stesso i particolari di queste loro competenze. Grazie per essere intervenuti e buon ascolto. Essere intervenuti e ringrazio anche ovviamente i nostri illustri ospiti che hanno accettato il nostro invito. Il tema di cui oggi vogliamo parlare è quello di come la scienza può aiutarci a combattere il cambiamento climatico e vincere la sfida della sostenibilità. E quello che cercheremo di capire è se effettivamente potremo vincere questa sfida. Noi sappiamo che nel corso dei millenni le attività dell'uomo hanno causato profonde modificazioni dell'ambiente in cui viviamo e queste modificazioni hanno subito un'accelerazione improvvisa a partire dalla rivoluzione industriale, fatto che ha portato a definire il momento storico in cui ci troviamo a vivere antropocene, un termine che serve ad indicare che l'uomo, fra tutte le specie viventi, è l'unica che è stata in grado di modificare l'ambiente in cui vive in maniera sostanziale per renderlo più adatto alla sua vita, invece di fare come le altre specie che devono semplicemente limitarsi ad adattarsi attraverso i processi della selezione naturale all'ambiente in cui si ritrovano. Queste modificazioni purtroppo, e ce ne stiamo rendendo conto sempre più spesso, risultano in parte o in molti casi deleterie per la sopravvivenza a medio e lungo termine della vita stessa sulla Terra e abbiamo oggi la certezza che consegneremo alle generazioni future, a meno che non facciamo qualcosa, un ambiente fortemente compromesso. Fra le conseguenze abbiamo il cambiamento climatico, ma abbiamo il consumo di risorse naturali non rigenerabili, abbiamo la perdita di biodiversità. Se quasi a tutti è ormai chiaro che bisogna fare qualcosa per cambiare questa situazione, è meno chiaro come dobbiamo farlo e quali saranno i costi ma anche le opportunità che potranno derivare da questi cambiamenti che la nostra politica ha voluto chiamare transizione ecologica. Allora, una soluzione semplice ci sarebbe ed è quella che a alcuni sembra una soluzione attraente. La soluzione è produrre di meno. In pratica
prendere le lancette dell'orologio e riportarle indietro nel tempo. E quindi in quel modo sicuramente tutti sarebbero in grado di diminuire l'impatto ambientale delle attività umane. Il problema è se ci possiamo permettere una soluzione di questo tipo, quella che alcuni hanno chiamato la decrescita felice, perché dobbiamo pur sempre fare i conti con la realtà, una realtà che ci dice che oggi siamo 7-8 miliardi di persone, non solo siamo cresciuti in numero, siamo anche cresciuti in esigenze. Riportare indietro queste lancette dell'orologio è un'operazione che non è scevra di rischi e di problemi. Un'altra soluzione, che è forse meno semplice, forse meno intuitiva, ma che è più in linea con quella che è la storia passata della nostra specie e anche più compatibile probabilmente con quelle che sono le pulsioni e le esigenze che vengono dalla società, è quella di continuare a crescere, ma di arrivare ad annullare l'impatto netto sull'ambiente attraverso una serie di rivoluzioni scientifiche e tecnologiche, così come quelle che sono già avvenute in passato. Non dobbiamo dimenticare che oggi, se noi misuriamo l'impatto ambientale dei processi produttivi per unità di prodotto, è pur sempre molto inferiore rispetto a quello che c'era in passato, quindi non dobbiamo vedere negativamente quello che stiamo facendo oggi. Questi sono i temi che affronteremo con i nostri ospiti, parlando di quelle che sono le possibili rivoluzioni scientifiche, ma parlando anche di quelli che possono essere gli impatti economici delle scelte che faremo. Vorrei iniziare con Giorgio Matteucci, che è il direttore dell'Istituto di Bioeconomia del CNR, prendendo spunto in parte da una cosa che ha detto Borgonovo nel dibattito precedente, cioè che se il cambiamento climatico è una certezza, meno certezza c'è su quali possono essere le cause di questo cambiamento climatico e quanto del cambiamento climatico sia dovuto alle azioni umane. Quindi volevo chiederti, Giorgio, cos'è che sta succedendo al clima oggi? Cos'è che è succeduto nel passato recente e quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici a livello di ecosistemi naturali, a livello di biodiversità e di stabilità degli ecosistemi che sono così importanti per la nostra sopravvivenza, e se questo è effettivamente imputabile alle attività umane oppure no. Grazie. Grazie della domanda, sicuramente impegnativa, ma che, come appunto dicevi, la scienza ci ha messo in grado di poter rispondere a questa domanda. E sostanzialmente la risposta che possiamo dare, che la scienza ha dato e sta dando sempre, diciamo, con maggior affidabilità, almeno alle conoscenze attuali, è che il cambiamento climatico, questo, diciamo, nessuno nega, anche chi, diciamo, è più scettico non può dire che non ci sia questo cambiamento, ma e quindi il cambiamento è effettivo, è visibile ed è misurabile, ma che l'uomo ha una forte responsabilità nell'averlo generato, nell'averlo causato tramite le nostre azioni, insomma le nostre attività. Questo sicuramente, diciamo, in maniera, chiamiamola esponenziale, dalla rivoluzione industriale a oggi, quindi diciamo negli ultimi più o meno 200 anni. Però ci sono anche stati segni, come dicevi, noi come umani abbiamo adattato l'ambiente a noi piuttosto che adattarci all'ambiente, almeno da quando abbiamo cominciato a essere agricoltori, quindi da quando abbiamo cominciato a diciamo, coltivare la terra e quindi sostanzialmente anche a cambiare un po' l'uso del suolo. Qualche segno che già il cambiamento è cominciato allora si può trovare in tanti indicatori che appunto sono studiati dalla scienza. Uno di questi è leggere il clima attraverso la storia degli anelli degli alberi, praticamente studiando la relazione tra clima e accrescimento degli alberi oggi si è in grado di ricostruire il clima nel passato, anche quando
le misurazioni non c'erano, no? Le misurazioni, diciamo, del clima sono iniziate appunto 200-250 anni fa, i primi osservatori meteorologici, fra quali diversi in Italia, grazie anche ai monaci, insomma, e ai monasteri, e però tramite questi indicatori si è riusciti a ricostruire per i primi 2-3 mila anni, e quindi verificare che il cambiamento climatico dell'ultimo periodo non ha avuto precedenti in questo tempo tutto sommato ristretto. Ma poi lo studio delle carote di ghiaccio ha consentito, tramite l'analisi delle particelle dell'aria intrappolata ai diversi strati delle carote di ghiaccio, di fare questa ricostruzione prima fino a 800.000 anni fa, adesso siamo arrivati quasi a 3 milioni di anni, e quello che si è visto è che un cambiamento così veloce come lo stiamo vivendo adesso non c'è mai stato sostanzialmente in questo tempo molto molto lungo. E questo ovviamente comporta degli impatti importanti. Lo stiamo vivendo, insomma, siamo a metà maggio e abbiamo temperature intorno a 28-30 gradi, che può essere un caso, ma in realtà sono più e più anni che questa cosa avviene, quindi alla fine non è più un caso, e questo ce lo dicono i climatologi. Però questo ha un impatto sui nostri sistemi naturali, sugli sistemi naturali del mondo. Faccio un esempio: le foreste, che sono sostanzialmente, gli alberi sono tra noi, diciamo tra noi molto prima di noi, ma insomma da un paio di 100 milioni di anni, e ovviamente si sono adattati nel tempo molto più recentemente. Chiaramente gli adattamenti si esplicano in termini di centinaia di anni, oltre che milioni, e quindi chiaramente hanno risposto a un clima che è un clima di tempo fa. Attualmente il cambiamento che stiamo vivendo ha una tale velocità che rende difficile per questi sistemi, che rispondono in termini di centinaia, decine e centinaia di anni, adattarsi. E quindi questo porta del possibile degrado. Il discorso per esempio la siccità, con l'impatto sulle foreste in centro Europa nel 2018 e nel 2019 c'è stata una moria molto importante delle foreste, legata proprio al caldo e alla siccità. Noi abbiamo avuto Vaia, che è un fenomeno un po' diverso, ma che comunque i climatologi stanno cominciando a collegare anch'esso ad un aspetto di cambiamento climatico per il riscaldamento del mare in quella stagione. Però successivamente a Vaia, con le annate calde un po' secche, stiamo avendo l'attacco dei parassiti, del bostrico, che sta continuando a danneggiare le nostre foreste. Sono tutti indicatori che ci dicono che questo cambiamento ha degli impatti importanti sui sistemi naturali e sulla biodiversità, sistemi che hanno tempi di reazione che non sono, diciamo, compatibili con la velocità del cambiamento. Quindi in questo senso è importante ovviamente lo studio, capirli sempre in maniera più approfondita, ma poi agire. Francesco, allora mi sembra che possiamo concludere, a differenza di quello che diceva Borgonovo, che oltre al fatto che il cambiamento climatico c'è, e anche in base a tutte le evidenze disponibili dovuto in misura decisiva alle azioni dell'uomo. Sicuramente un aspetto importante è capire quali sono i costi economici del cambiamento climatico e come si può fare a quantificarli in maniera accurata. Visto che anche in base a discussioni passate che abbiamo avuto con Stefano, sicuramente una cosa che nelle discussioni che ci sono su transizione ecologica, sostenibilità, cambiamento climatico, manca un'attenzione a un'analisi di tipo quantitativo. Allora, intanto grazie dell'invito, colgo l'occasione per ringraziare dell'invito. Allora, sì, sicuramente la dimensione economica dei cambiamenti climatici è importantissima per capire quali sono le ricadute, non solo economiche, ma anche sociali del fenomeno. E devo anche dire che come elemento positivo vedo che la componente, l'analisi scientifica, anche economica, è sempre di più presente anche nel processo di decisione politica. È una cosa positiva. Per esempio l'analisi della transizione, della decarbonizzazione del settore trasporti che il nostro Ministero sta facendo è basata su anche importanti ricerche scientifiche, quindi
questo dialogo tra scienza e politica secondo me sta migliorando. Ma veniamo agli impatti economici del cambiamento climatico. Una piccolissima premessa: è difficilissimo perché noi siamo chiamati a valutare delle cose che succederanno, che stanno già succedendo, ma che produrranno effetti fra 10, 20, 30, 40, 50 anni. Quindi è molto importante capire che il tipo di società che ci sarà fra 40 anni o 50 anni non è neutrale rispetto alla valutazione e al tipo di impatti che verranno subiti da questa società, cioè se saremo ricchi o poveri, se saremo giovani o vecchi, se vivremo tutti in città o in campagna, hanno tutti degli effetti poi i costi che la società dovrà, se avremo tanta tecnologia o poca tecnologia, hanno tutti degli effetti sulla valutazione dei costi. Quindi questo per dire che le valutazioni che si fanno non sono predizioni, sono degli scenari in cui si fanno delle ipotesi internamente coerenti che ci permettono di delineare un quadro. Allora, detto tutto questo, perché non venga presa la valutazione soprattutto economica come un oracolo, ecco, però detto tutto questo, negli ultimi 10 anni tutte le valutazioni economiche dei costi dei cambiamenti climatici purtroppo ci dicono che questi costi sono via via più alti, cioè più sappiamo, più siamo portati a rivedere verso l'alto le stime di costo e soprattutto a rivedere verso l'alto le stime di costo anche per i paesi, chiamiamoli sviluppati, che inizialmente sembravano un po' meno colpiti dal cambiamento climatico. Adesso vi voglio dire qualche numero. Per esempio per l'Italia, al 2050, quindi non a fine secolo, mancano ancora 30 anni, un po' meno, e le stime di costi in termini per esempio di perdita di prodotto interno lordo per il cambiamento climatico vanno attorno a 2,5% di PIL. Se noi fossimo in grado di evitare questo cambiamento climatico, quindi di mantenere un percorso di temperatura coerente con gli impegni, per esempio, prima di Parigi e poi di Glasgow, quindi contenere l'aumento di temperatura entro i 2 gradi a fine secolo, questi impatti per l'Italia sarebbero molto molto più piccoli, potrebbero essere sempre al 2050 proprio pochissimo, quindi noi eviteremo questo danno quasi totalmente, oppure un pochino di danno c'è comunque, ma comunque molto, molto, molto inferiore. Da cosa derivano questi impatti? Ovviamente dal fatto che il cambiamento climatico agisce per esempio con stress infrastrutturale, no? Maggiori eventi estremi, cioè più frequenti, più intensi, quindi tutte le strade, le case e in generale le infrastrutture energetiche subiranno più stress, avremo innalzamento del livello del mare, quindi tutte le zone costiere verranno sottoposte a maggior stress, quindi abbiamo una parte importante di questi costi che derivano dagli impatti sulle infrastrutture, vie di comunicazione eccetera, ma avremo anche dei costi importanti che intervengono sulla salute. Quindi avremo molti più stress in termini di patologie derivanti da stress termico di tutti i tipi e quindi che aumentano i costi e le spese sanitarie. Avremo degli impatti sull'agricoltura, dove le rese sono proiettate in diminuzione, aumento della siccità, fenomeni siccitosi soprattutto al sud, sto parlando dell'Italia, no? E impatti anche per esempio sul turismo, una cosa che magari si pensa poco. Se l'Italia diventa troppo calda, una parte importante dell'attrattiva, non è l'unica, ma l'attrattiva turistica che è il bel clima, perde di rilevanza rispetto magari ad altri competitor. Quindi tantissimi settori dell'economia vengono impattati dal cambiamento climatico. Grazie. Volevo passare a Marcella Bonchio e ricordo che Marcella è stata, assieme a Piero Joliot e a Marcos Antonietti, la vincitrice nello scorso novembre del premio Lombardia Ricerca, che quest'anno era dedicato ai temi della sostenibilità e che è un premio che ha l'ambizione di essere il Nobel italiano. E il suo premio l'ha ricevuto per i suoi studi che cercano di imitare i meccanismi naturali per riuscire a produrre energia in modo più efficiente e pulito, con un sistema di fotosintesi artificiale. Quindi vorrei che Marcella tu ci spiegassi e ci dessi un esempio di come la scienza di frontiera può aiutarci a vincere la sfida del cambiamento climatico
arrivando ad esempio a produrre energia in modo più pulito. Allora, io ringrazio Michele e anche gli organizzatori di questo evento perché ci dà la possibilità proprio di spiegare quello che stiamo facendo e il grande impegno che ci coinvolge, no? in questi progetti, che non è solo del mio laboratorio, ma è un impegno, come potete ben pensare, a livello internazionale. Stiamo cercando delle fonti di energia pulite, ma efficienti, e che possano essere sostenibili, quindi economicamente sostenibili e proponibili per il nostro futuro, a medio e lungo termine. Quindi grandi passi in avanti ne abbiamo già fatti, no? È sotto gli occhi di tutti. Adesso i pannelli fotovoltaici sono diventati diciamo uno strumento, un dispositivo che è comunemente distribuito nelle nostre case e utilizzato, no? E questo è stato il nostro primo passo, se volete, nel riuscire a convertire l'energia solare in energia elettrica. Quindi come riuscire a utilizzare una fonte disponibile, potente, un'ora di potenza di energia solare, se sfruttata bene, potrebbe essere sufficiente per il fabbisogno energetico di tutto il mondo. Il problema è riuscire a sfruttarla bene. I pannelli fotovoltaici sono stati una grandissima conquista per riuscire a convertire l'energia solare in energia elettrica. Ci siamo riusciti, lo stiamo facendo sempre meglio. I materiali che sono alla base dei pannelli fotovoltaici stanno migliorando in termini di efficienza, stanno migliorando in termini di sostenibilità economica e anche, ultimamente, in termini di riciclabilità. No? Perché noi dobbiamo pensare che ogni materiale che noi utilizziamo avrà un inizio e una fine, e adesso abbiamo capito che dobbiamo anche occuparci della fine, okay? Per riuscire poi sostenibilmente a ripartire e a riciclare questo tipo di materiale. Nei nostri laboratori, no, ci siamo posti questo problema. Possiamo andare un po' oltre rispetto al pannello fotovoltaico? Possiamo riuscire a imitare la natura nei processi fotosintetici che sono sotto i nostri occhi ogni giorno, attraverso i quali riusciamo a immagazzinare l'energia solare e a assorbire, convertire l'energia solare immagazzinandola in combustibili, okay? In fonti di energia. Qual è il vantaggio rispetto al pannello fotovoltaico? Che il pannello fotovoltaico smette di produrre energia elettrica quando la luce del sole si spegne, no? Invece, se noi riuscissimo a trovare un modo di immagazzinare l'energia del sole in quello che sono sostanze, composti, combustibili che possono immagazzinare questa energia nella loro struttura e quindi diventare proprio un combustibile, ecco, allora a questo punto noi avremo la possibilità di utilizzare quell'energia solare, no, per produrre altra energia anche quando la luce del sole è assente. Questo è quello che fa la natura, no? La natura utilizza nella fotosintesi molecole veramente disponibili a tutti, no? Che sono acqua e anidride carbonica, e attraverso questa macchina perfetta della fotosintesi riesce a liberare ossigeno nell'aria e poi a produrre i carboidrati, che sono il nutrimento, l'energia, la fonte di energia per il sostentamento non solo della pianta ma poi anche di tutti, no? Quindi il meccanismo è lo stesso. Quello che noi stiamo facendo è imparare dalla natura e riuscire a portare questo processo, no, in un laboratorio, in un dispositivo, no, in qualche cosa che poi sarà disponibile per le nostre case, per le nostre industrie, ma dove arriveremo fino a
immagazzinare l'energia solare in quello che poi sarà un combustibile disponibile. Quale fra tutti? Beh, partendo dall'acqua, no? Quindi dalla molecola di acqua che contiene proprio ossigeno e idrogeno, una prospettiva che diciamo, può essere a nostra portata, diciamo, e che dove stiamo veramente lavorando, è proprio quella di utilizzare la luce solare per decomporre la molecola di acqua, per scomporla, per utilizzarla come idrogeno e ossigeno. L'ossigeno andrà a ripristinare, no, la nostra atmosfera aerobica, l'idrogeno sarà l'idrogeno verde perché è ottenuto solo da risorse rinnovabili, cioè acqua, luce. Quindi questa è la nostra sfida. Grazie. Volevo passare a Stefano, proprio partendo da questo esempio della ricerca di Marcella, che è un esempio di ricerca che si basa su qualcosa che gli inglesi chiamano biomimicking, cioè imitare quello che fa la natura, e che ci dimostra, ad esempio, che la sua ricerca deve essere al crocevia fra la biologia e la chimica. Tu hai svolto tanti ruoli importanti, sei stato direttore di una delle istituzioni più prestigiose d'Italia, la SISSA, sei stato il presidente della nostra Agenzia Nazionale per la Valutazione, sei stato il champion dell'iniziativa ESOF che ha visto Trieste come città europea della scienza, e quindi in tutte queste posizioni ti sei trovato ad avere a che fare con un sistema ricerca italiano che è rigidamente organizzato secondo criteri monodisciplinari e che sembra essere in difficoltà quando deve affrontare tematiche che richiedono un approccio multidisciplinare, come succede tipicamente per i temi della sostenibilità e della transizione ecologica. Devo dire che non è un problema solo del nostro sistema di ricerca. A me aveva molto colpito alcuni anni fa, ero andato a una conferenza a Bruxelles sui temi della sostenibilità, aveva parlato il vice segretario delle Nazioni Unite, avevano appena pubblicato i loro obiettivi per lo sviluppo sostenibile e lui spiegava che nell'interfacciarsi con i governi uno dei problemi più grossi che avevano come ONU era quello di avere a che fare con organizzazioni governative organizzate secondo un criterio rigidamente verticale quando le tematiche erano trasversali, per cui lui diceva devo andare dal Ministro dell'Agricoltura, dell'Ambiente, dell'Economia e questi sono tutti compartimenti separati quando la tematica le interessa a tutti. Allora, cos'è che si può fare, visto che tu ci hai provato con anche un certo successo, per riuscire a far lavorare assieme persone che hanno background diverso, discipline diverse e anche a formare persone che abbiano un approccio scientifico che è realmente multidisciplinare? È una sfida anche questa. Intanto per cominciare vi ringrazio per avermi invitato, è un evento molto importante e interessante poter sempre dialogare con persone di diverse estrazioni su un tema così importante come la sostenibilità. Sì, io credo che la tua premessa sia correttissima, ovvero sia noi ci troviamo in un sistema nazionale, anzi internazionale, rigidamente monodisciplinare, come tu hai detto. Si pensi che, ad esempio, nel nostro sistema italiano noi abbiamo circa 15 aree disciplinari, medicina, economia, eccetera, ciascuna di queste suddivise in vari settori. Alla fine arriviamo a 369 settori disciplinari, pensate, a 369 settori disciplinari. E a questi andrebbero aggiunti altri ipotetici settori disciplinari che vengono dal mondo della produzione, non so, dal primario, dal secondario, dal terziario. Adesso c'è il terziario avanzato che è molto importante. Quindi chiaramente ci troviamo di fronte a un problema di monodisciplinarità che è contrario a come adesso andrebbero affrontati un certo numero di problemi, tra i quali quelli che stiamo discutendo oggi. Ora, questo naturalmente non significa che la disciplinarità sia stata il male del mondo, anzi è stato il bene del mondo, perché se non ci fosse stata questa disciplinarità gli avanzamenti scientifici e tecnologici non li avremmo avuti così rapidamente e così profondamente. Quindi certamente non bisogna dimenticare ciò che funziona. Tuttavia ha anche portato a questa enorme frammentazione del sapere che adesso invece
che invece adesso pone delle problematiche. Quindi io dico che questo problema del superamento delle barriere disciplinari sia una sfida, una vera sfida. E quello che a me interessa, e credo a noi qui interessi, è che sia una sfida affrontata dalla scienza. Cioè la scienza si rende conto che ci sono dei problemi importantissimi che hanno a che fare con il futuro del nostro pianeta e la sostenibilità della nostra vita e che quindi vuole essere presente. E vuole essere presente non perché viene utilizzata qua e là in qualche modo, fammi questo, fammi quell'altro, ma perché se ne prende carico strategicamente. Questo credo sia una delle sfide importanti che adesso noi ci stiamo ponendo. Quindi come fare questo? Credo bisogna imparare a fare questo, perché certamente uno può dire vabbè, le eliminiamo le barriere disciplinari, ma non le elimini di fatto, insomma ognuno fa le sue carriere quando fa ricerca, insomma non è che sia... Bisogna imparare intanto ad avere la coscienza che questo è un problema strategico della scienza. Secondariamente bisogna anche a livello formativo avere attenzione a dare ai nostri giovani anche delle soft skill che non siano soltanto quindi, quelle che sono le... Certo ci vuole anche che siano disciplinari, devono essere dei problem solver i nostri giovani, però allo stesso tempo devono aprire gli occhi, guardarsi intorno, parlare, discutere e anche a volte dire sciocchezze, perché se non si dicono sciocchezze non si va avanti nella conoscenza. Però questo è un cambiamento che non si può fare, secondo me, se tutti quanti lavorano nel proprio orto. Se tutti quanti lavorano nel proprio orto finisce che un pochettino arriva a tutti, ma i grandi problemi, le grandi strategie non le facciamo. Bisogna immaginare a comportarsi come squadre che vogliono affrontare certi task, certi problemi e quindi in questo senso io non ho la ricetta magica per questo, però certamente qualcosa va trovato. È possibile che con i mezzi adesso di comunicazione che ci sono si possa in qualche modo riuscire in modo anche efficiente di formare una rete o delle reti che abbiano delle teste, persone che prendono delle decisioni, che ogni decisione va bene per tutti, va bene però diciamo, va bene per la società, per il paese. Quindi in questo senso io credo che in qualche modo come Presidente dell'Ambro mi tiro indietro, perché insomma sono stato molto disciplinare nel fare quel lavoro. Quando tu valuti, insomma, però io credo che si possa anche valutare l'interdisciplinarità. Questo sia un aspetto importante. Bisogna saper valutare questa attività, bisogna far sì che chi la fa ne abbia un reward, che non sia un remedial come è considerato dalle commissioni di concorso, eccetera, ma che abbia un reward per quello che fa, per lo sforzo che fa e per la visione che ha nel futuro. Quindi questa non so se è una soluzione, però diciamo, è quello che io credo. Grazie per averci ricordato che il processo scientifico passa anche attraverso gli errori, attraverso dire le sciocchezze. Io in passato ho lavorato con Sidney Brenner, che è stato premio Nobel per la medicina, e lui mi diceva sempre lo scienziato deve raccogliere tanta ignoranza, che può sembrare una sorta di ossimoro, ma è vero. Giorgio, Marcella ci ha proposto una possibile soluzione, che è quella di produrre energia in maniera più pulita, però tante delle sfide che la scienza si trova ad affrontare riguardano anche il fatto di riuscire nell'immediato a catturare CO2 per diminuire la concentrazione di CO2 in atmosfera ed avere quindi un impatto più rapido. Si sente tanto parlare adesso di grandi progetti di riforestazione, non mi ricordo come si chiama, 100 miliardi di alberi, perdo. Miliardi, giusto, cioè gli ordini di grandezza qua viaggiano. Allora, quali possono essere veramente gli impatti di interventi di questo tipo, sia con una prospettiva globale, perché poi molto spesso facciamo dei discorsi, ci limitiamo al nostro orticello che può essere l'Italia, ma in realtà è un problema globale, non dobbiamo mai dimenticarci che spesso
possiamo risolvere il problema localmente e causarne uno più grande globalmente. Quindi cos'è che si può ottenere con tutti questi progetti? Poi ci sono tanti altri progetti che vogliono immagazzinare CO2 nel suolo attraverso cose come il biochar, eccetera. Che prospettive ci possono dare tutti questi approcci? Allora, prospettive un po' ce ne possono dare. Intanto un'informazione forse nota, forse no. Già oggi i sistemi naturali fanno sì che il cambiamento climatico sia minore di quello che potrebbe essere in relazione a quanto emettiamo nell'atmosfera per i nostri combustibili. Attualmente circa il 50% di quello che emettiamo rimane in atmosfera, il rimanente 50%, più o meno metà e metà, comunque insomma leggermente di più negli ecosistemi terrestri, un po' di meno negli oceani, ma più o meno metà e metà, viene ogni anno assorbito da ecosistemi terrestri, quindi foreste e praterie primariamente, soprattutto foreste, e dagli oceani. Quindi diciamo già i sistemi naturali ci stanno aiutando perché diciamo, la metà di quello che emettiamo viene assorbito ogni anno da questi sistemi. È anche vero che però rispetto a quello che dicevamo prima, questi sistemi stanno perdendo un po' o rischiano di perdere questa capacità, e quindi c'è anche questo rischio che la loro capacità di aiutarci si riduca dei sistemi esistenti. Inoltre una parte del cambiamento climatico è legato a come gestiamo i sistemi naturali. Circa il 15%, tra il 15 e il 20% di quello che emettiamo è legato per esempio alla deforestazione. Deforestazione che non è un problema italiano, magari qualcuno lo sa, non lo so, però in Italia sono 80 anni che ogni anno abbiamo più foreste dell'anno precedente. Abbiamo circa due volte più la superficie forestale che avevamo tra le due guerre, e ogni anno ancora adesso abbiamo circa tra i 40 e i 50.000 ettari, tra gli 80.000 e i 100.000 campi di calcio, a volte si usa questo per capire la dimensione, di foresta in più ogni anno in Italia. Però a livello globale non siamo così bravi, ancora la deforestazione supera gli interventi di riforestazione, che sono importanti appunto per la fotosintesi di cui parlava Marcella, che è un processo naturale importantissimo, però diciamo che ha i suoi tempi e anche la sua lentezza. Quindi sicuramente utilizzare i sistemi naturali ci aiuta anche a comprare del tempo per arrivare magari prima alla creazione dei combustibili in maniera più, diciamo, più ecologica, almeno così, o comunque che abbia minore impatto, però non ci dà la soluzione. Anche quello che si sente, 1.000 miliardi di alberi, sono dei numeri intanto enormi rispetto alla capacità di quello che riusciamo a fare, e poi va trovato il terreno dove farli, perché se togliamo terreno per esempio all'agricoltura abbiamo ulteriori problemi. Quindi sicuramente ci aiutano, però la soluzione poi vera è riduzione delle emissioni, e quindi diciamo tutta la parte legata alla transizione ecologica e a uscire dal mondo fossile, chiamiamolo così, e poi l'adattamento, perché un po' di cambiamento climatico l'avremo comunque anche cominciando oggi, già un po' lo stiamo facendo, ma dobbiamo fare molto di più, e quindi anche adattare i nostri sistemi di vita, ma anche gli ecosistemi a questo tipo di futuro che ci aspetta. I sistemi naturali possono aiutarci, ma non dobbiamo utilizzarli per ritardare le azioni su quelle che sono le nostre dirette responsabilità, cioè quello che possiamo fare su quello che facciamo tutti i giorni. Come sistemi politici, quello che possiamo fare come singoli è importante, e in particolare è importante spingere i sistemi politici a cambiare, però non pensiamo che le responsabilità poi siano dei singoli, che in parte lo sono, ma non sentiamoci colpevolizzati, spingiamo a fare. Torno a Francesco, visto che ha fatto questo accenno ai sistemi politici, perché nella discussione anche a livello politico si mettono in luce non tanto i costi del cambiamento climatico,
quanto i costi della transizione ecologica, che forse vengono anche strumentalmente utilizzati da una parte della nostra politica. Come tu ci hai detto, sì, ci sono costi della transizione ecologica, ma ci sono costi anche se la transizione ecologica non la facciamo, e probabilmente sono superiori a quelli che ha il fatto di compiere la transizione ecologica. Ma poi ci possono anche essere opportunità di tipo economico, non bisogna sempre vedere tutto come un problema ed un costo. Quindi vorrei che tu ci dessi una prospettiva su questi costi ed opportunità e che ci possa anche spiegare se c'è una differenza di prospettiva in questo senso fra paesi a economia avanzata e paesi in via di sviluppo, perché sicuramente una delle cose di cui dobbiamo preoccuparci, proprio perché è un problema globale, è se il cambiamento climatico, la transizione ecologica porterà ad acuire ancora di più quelle disuguaglianze sociali ed economiche che oggi sono forse, assieme al cambiamento climatico, il problema principale del nostro pianeta. Sì, assolutamente sì. Allora, rapidamente, quali sono le opportunità della transizione ecologica? Poi parliamo anche dei costi. Allora, prima di tutto abbiamo detto, ovviamente noi andiamo ad evitare dei danni. Prima avevo citato questa cifra, questo 2,5% di prodotto interno lordo riferito a degli impatti, diciamo, che avvengono in modo continuo. Non dobbiamo dimenticarci che però il clima può anche avere dei cambiamenti repentini, ci sono delle importanti irreversibilità, quindi dobbiamo anche tener conto che noi stiamo evitando non solo quel 2,5%, ma anche potenzialmente stiamo abbassando la probabilità che si verificano degli impatti irreversibili potenzialmente catastrofici. Casomai, se siete interessati, possiamo ritornarci dopo su questo aspetto. Quindi questo è il primo vantaggio, evitiamo un danno. Poi abbiamo un secondo vantaggio, secondo dividendo della transizione ecologica, che sono una serie di co-benefici che non sono associati direttamente al contenimento del cambiamento climatico, ma indirettamente. Per esempio, tanti impatti sulla salute sono associati indirettamente, per esempio la qualità dell'aria è indirettamente associata anche alle politiche che noi facciamo per mitigare le emissioni di CO2, anche se la qualità dell'aria e le malattie respiratorie derivano da altri tipi di inquinante, ma comunque i tipi di inquinanti sono correlati, le modalità in cui i venti soffiano, eccetera. Quindi abbiamo anche degli importanti co-benefici in termini di salute. Un importantissimo co-beneficio che tu hai citato è proprio gli impatti positivi sull'equità. I cambiamenti climatici, ma in generale in tutte le situazioni di crisi, chi soffre di più sono le categorie meno protette, quelle che hanno magari meno istruzione, meno ricche, meno mezzi, e questo vale sia per i paesi, ma sia anche all'interno dei paesi. Quindi, per esempio, uno studio ha dimostrato che il cambiamento climatico potrebbe in Italia aumentare la disparità di reddito regionale del 20%. Quindi se noi invece lo contrastiamo abbiamo anche questo importante vantaggio. E poi, ultima cosa, terzo dividendo, chiamiamolo così, questo termine più economicista, noi non dobbiamo pensare a dei costi, meri costi, noi stiamo facendo degli investimenti per trasformare il modo in cui noi stiamo facendo delle cose. Quindi non è che noi non è solo che noi rinunciamo a fare qualcosa, noi dobbiamo imparare a fare le cose in modo diverso e la tecnologia ci aiuta. Per esempio, recentemente è proprio uscito uno studio dell'MIT che ha dimostrato delle valutazioni che hanno fatto, per cui un euro speso in tecnologia, in green technologies o tecnologie pulite, produce 1,20 euro di ritorno, per esempio. Gli investimenti in adattamento ai cambiamenti climatici, quindi un investimento in tecnologia può essere un investimento che ci aiuta a emettere meno, a essere più efficienti, però c'è anche tutta l'altra dimensione delle politiche climatiche che è l'adattamento, il proteggersi dai danni. Un euro speso in adattamento per i cambiamenti climatici genera 6 euro di ritorno, quindi enorme. Quindi dobbiamo aver presente tutte queste, cioè che è un investimento che a sua volta produce.
E quindi non è che ci vorrà un po' di tempo per vedere questi effetti, ma non così tanto come si pensa, non 10-20 anni, ma in 2-3 anni potremmo già avere questo ritorno degli investimenti. Per esempio, l'Italia sarebbe già, a detta dei produttori di energia rinnovabile, in grado in 3 anni di occupare 80.000 persone, dare 80.000 posti di lavoro per sviluppare, secondo quello che potrebbe già fare l'Italia, le energie rinnovabili. Quindi queste sono opportunità da cogliere. Ovviamente, scusate, stavo facendo tutto il quadro bello, c'è una transizione. Se noi decidiamo di produrre un sacco di energia rinnovabile, il settore delle rinnovabili si espande, chi lavora nel settore dei combustibili fossili ovviamente si dovrà riconvertire, quindi ci sono degli importanti costi però di ricomposizione, di transizione, che noi non dobbiamo far finta che non ci siano. Però anche qui dipende molto da come noi utilizziamo le nostre risorse. Faccio un esempio molto semplice. Se noi per scoraggiare l'utilizzo dei combustibili fossili aumentassimo le tasse sui combustibili fossili, avremo anche un gettito. Se questo gettito lo utilizzassimo per fare delle altre cose, per compensare chi paga le tasse, avremo comunque la capacità di sostenere domanda e produzione nel nostro sistema economico, riducendo di molto i costi. Poi attenzione, noi non dobbiamo pensare che se aumentiamo le tasse sui combustibili fossili la bolletta energetica aumenterà. Certo, fino a un certo punto, però se noi mettiamo le tasse su qualcosa che a un certo punto non viene più utilizzata, non paghiamo nessuna tassa. Quindi dobbiamo fare un po' tutti questi ragionamenti per dire che il costo della transizione ecologica, attenzione, soprattutto nel breve periodo, perché noi abbiamo già cioè tecnologie esistenti, poi nel lungo periodo ovviamente dobbiamo sviluppare nuove tecnologie, non è così elevato. Degli studi che sono stati fatti dicono che in realtà potrebbe costare, l'Europa e l'Italia ha un obiettivo ben preciso, per esempio, cioè non dimentichiamoci che noi stiamo parlando come se non succedesse niente, in realtà noi abbiamo già degli obiettivi per dare forma a questa transizione ecologica. Nel 2030 noi dovremo ridurre le emissioni del 55% rispetto ai livelli del 2005. Ridurre le emissioni del 55% è un grosso taglio che comporta tutta appunto sviluppo di rinnovabili, nuove tecnologie, cambiamenti modali nei trasporti, eccetera. Quanto costa questa cosa qui? Beh, se noi utilizziamo in modo accorto, per esempio, il gettito che potrebbe derivare da tasse ambientali, parleremo di uno 0,2% del PIL, che se noi lo traducessimo in termini di tassi di crescita vorrebbe dire che se da oggi al 2030 noi potremo crescere dell'1,35% l'anno, con questa politica noi cresceremo dell'1,34% l'anno, quindi in termini di tassi di crescita molto molto poco. Quindi i costi della transizione ecologica sono costi importanti di ricomposizione, di transazione del sistema economico, però non sono così alti o così drammatici come si potrebbe pensare, e questo tipo di ragionamento è più facile farlo però se uno è seduto qui, è un economista e magari non deve andare alle elezioni in periodi di fra 2, 3, 4, 5 mesi. Quindi. Però credo che è vero che per chi ha questo problema di catturare i voti degli elettori sicuramente non è un discorso semplice da fare, però credo anche che da parte della nostra politica ci sia molto spesso la voglia di preferire sempre la soluzione che consente di lasciare le cose così come sono piuttosto che pensare a un paese che deve evolvere. A parte questo commento molto personale, Marcella, io credo che la soluzione dovrà venire dalla ricerca di frontiera e potrà venire magari da settori della ricerca che forse adesso neanche vediamo come rilevanti per quello che riguarda la transizione ecologica, e comunque sappiamo, e poi ne parleremo anche, che
finanziare la ricerca di frontiera è importante a prescindere, perché è da lì che verranno le idee innovative. Ma volevo chiederti, io ho fatto parte della giuria del Premio Lombardia di Ricerca e mi sono letto tantissime interessantissime scoperte fatte da Marcella e dai suoi colleghi, e devo dire che sono rimasto affascinato da quello che la scienza di frontiera ci sta presentando e dalla prospettiva che ci potrebbe aprire. Ci puoi raccontare alcuni altri approcci che potrebbero consentirci di andare verso un'economia che sia più sostenibile? Beh, allora, abbiamo parlato di interdisciplinarietà, no? E abbiamo parlato di imparare dalla natura. La soluzione che adesso stiamo perseguendo è naturale, no? Dobbiamo farci aiutare dalla natura, sebbene la natura abbia i suoi tempi. Quindi quello che gli scienziati stanno pensando è proprio questo, di andare a cogliere i meccanismi fondamentali che utilizza la natura nella fotosintesi, ma renderli più veloci e più, come si dice, pronti, ecco, ad essere installati nelle nostre città, sulla nostra terra, per aiutare proprio questo tipo di transizione. E qui si parla di ingegnerizzare, quindi di costruire, di disegnare, di pensare dei nuovi materiali che possano imitare la natura per quanto riguarda il suo funzionamento e quindi sviluppare ossigeno, catturare la CO2, produrre i combustibili solari ad alta energia che poi possono essere utilizzati per alimentare la nostra mobilità, la nostra richiesta di energia a impatto zero, perché non produrrebbero altra CO2 nell'atmosfera. Però la cosa che noi dobbiamo riuscire a fare è che questi materiali siano molto più resistenti dei sistemi naturali. I sistemi naturali sono fragili, la foglia verde ricostruisce tutto il suo apparato nel corso del suo funzionamento e per fare questo impiega energia. Quindi noi dobbiamo partire proprio dai studi fondamentali che riguardano la composizione di questi materiali. Questi abbiamo fatto noi a Padova, questo sta sviluppando per esempio nei laboratori del Max Planck il professor Marcus Antonietti, che è stato premiato. Io sono onorata di essere stata premiata con questi grandi ricercatori europei, perché nei laboratori del Max Planck si sta proprio costruendo un materiale nuovo che si chiama nitruro di carbonio, è un carbon nitride, è a base di carbonio e veramente imita nella sua composizione quello che è la clorofilla, cioè sono praticamente come se voi pensaste a dei sistemi di clorofilla estesi che quindi possono essere fabbricati anche a basso costo e possono quindi essere fabbricati per ricoprire, no? Dei dispositivi tipo pannelli fotovoltaici, e però possono funzionare catturandola e convertendo la luce come le clorofille, però in modo più veloce e molto più funzionale e soprattutto essendo molto più robusti. Quindi questo è l'approccio che stiamo sviluppando. Volevo solo spendere due parole perché cosa hanno in comune questi laboratori che stanno affrontando queste sfide sull'energia rinnovabile così difficili, no? E così importanti. È proprio lo sguardo alla complessità. Okay? Allora, il sistema va guardato certamente non avendo paura della complessità e risolto poi, no? In ogni stadio per affrontare poi il sistema complesso, quindi come poi il dispositivo funzionerà in modo efficiente, guardando poi il risultato di tutti gli stadi in modo coerente e concertato. Per questo è necessario parlare non solo con i chimici che costruiscono le molecole, i fisici che disegnano la legge del tutto per fare
lavorare insieme le molecole, gli ingegneri che ci aiutano a capire dove sistemare questi dispositivi e come sfruttare l'ambiente, quello che viene chiamato il microambiente, per farli funzionare meglio, no? Insieme a economisti che ci aiutano a capire qual è il trend più sostenibile e anche a biologi, perché dal nostro punto di vista la soluzione ce l'abbiamo già di fronte a noi. È quella che la natura ha sviluppato nei miliardi di anni di evoluzione. Noi dobbiamo solo leggere qual è il segreto del funzionamento e riproporlo con i nostri sistemi artificiali, certamente sostenibili, ma che possano anche essere più efficienti per andare oltre ai difetti del sistema naturale. Grazie, sì, volevo ricordare, la fotosintesi è un processo fondamentale perché è il processo che consente la vita sulla Terra. Senza fotosintesi la vita come la vediamo oggi non esisterebbe, però in effetti è un processo che non è il processo più efficiente che ci possa essere, per cui credo che ci sia molto margine con la scienza, riuscire a imitare quel processo, renderlo ancora più efficiente e metterlo a disposizione del nostro sistema economico per produrre energia in modo pulito. Stefano, tu come seguito dell'iniziativa di ESOF nel 2020 con la Fondazione Internazionale Trieste che presiedi, adesso stai portando avanti un progetto credo molto ambizioso per creare un istituto che sarà dedicato allo studio e alla promozione multidisciplinare dei principi fondamentali della scienza della sostenibilità. Ci dici come vuoi portare avanti questa iniziativa e quali sono anche qui le sfide? Di sfide ce n'è tante. Come voglio portare avanti l'iniziativa? Sto cercando di impararlo da incontri come questo, perché certamente è importante riuscire a caratterizzare un sistema di tanti saperi in modo tale da riuscire ad operare così come abbiamo capito, come abbiamo sentito. Bisogna interagire tra di noi e bisogna trovare interessante l'interazione. Questa è la cosa che io credo sia principale. Quindi da questo punto di vista io mi sto operando all'interno di un territorio piccolo che è il territorio delle regioni qui vicino a noi, insomma, in sostanza, e cercare di organizzare un qualche cosa che si strutturi come una rete chiamiamoli di cluster, di gruppi che lavorano ovviamente con i loro saperi, ma che sono in interazione continua, il più continua possibile, sia da un punto di vista proprio di proposte, di obiettivi da portare avanti, che anche così come feedback tra di loro per poter imparare degli errori che si fanno. Quindi questo è, e credo che questo possa, appunto, come dicevo, essere aiutato dalla possibilità di interagire molto più facilmente di quanto non succedeva una volta. Certo, è chiaro che bisogna che queste persone riconoscono in questo obiettivo, in questo progetto, qualche cosa che è utile anche alla loro carriera, alla loro vita, al loro interesse, al loro divertimento, e che non è solo quello, come io ho fatto per quasi tutta la mia vita, essere davanti a un computer e fare simulazioni eccetera. Però insomma io credo che questo sia possibile perché l'interesse è molto cresciuto e credo anche che, sentendovi parlare, che la scienza possa anche aiutare in questa questione della percezione dei tempi. Cioè almeno io non me l'ero posto questo problema, però capisco che, mi rendo conto che le problematiche, i rischi, così come li percepiscono il cittadino, noi stessi, sono molto lenti. Forse sono così lenti che se noi prendiamo spunto da questi tempi, alla fine sono irreversibili. Allora la scienza deve anche far capire, simulare, se volete, fare delle simulazioni, in modo tale da capire che, guardate che insomma questa cosa se va avanti fino al 2050 forse è troppo tardi, non lo so se, però farlo con numeri, con dati, non
come chiacchiere di bar, ecco, perché altrimenti insomma, allora questo è un aspetto estremamente importante, è un ruolo importantissimo che la scienza può dare a tutto il settore. Quindi, oltre ovviamente al fatto che se tu vuoi costruire il device ci vuole l'ingegnere, ci vuole il chimico, è evidente, questo è importante. Però insomma, e credo che anche dal punto di vista dell'informazione, anche dell'editoria, sarebbe bene che nascessero dei luoghi dove queste cose si cominciano a leggere e anche a essere valutati. Quindi, insomma, no? Tu mi chiedevi prima che cosa fare anche dal punto di vista educativo. Certo, le soft skills sono importanti perché aiutano ai giovani soprattutto a parlare tra di loro, eccetera, e anche a parlare ma anche per dire quella che si chiama divulgazione scientifica è molto importante. Lo scienziato deve saper divulgare. Qui in questo piccolo consenso sono dei divulgatori magnifici, diciamo, però non è così in generale. Non è così in generale, è molto difficile capire, tutti parlano di sigle, acronimi, eccetera, non si capisce niente. Quindi questo vuol dire sempre allontanarsi sempre di più dal cittadino e alla fine perdere potere, perdere quelle che sono le potenzialità che la scienza deve avere. Grazie. Allora io vorrei lasciare i 10 minuti finali alle domande dal pubblico, però prima volevo che ognuno avesse 2 minuti per discutere un tema che a me sta molto a cuore. Per la prima volta, dopo tanti anni, oggi nel sistema ricerca, grazie anche ai fondi del PNR, in Italia ci sono risorse disponibili. Allora, io volevo che ognuno dal suo punto di vista dicesse cos'è che dovremmo fare in Italia per riuscire a favorire la ricerca, per essere protagonisti degli avanzamenti scientifici che ci possono portare a vincere le sfide del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale. E sono temi diversi che possono riguardare se dobbiamo finanziare una ricerca di frontiera o una ricerca più finalizzata, quale può essere la relazione sistema ricerca-imprese, quali possono essere i miglioramenti al processo di trasferimento tecnologico verso le imprese, e qui mi rivolgo in particolare all'economista. E quindi partiamo da Marcella e sentiamo qual è il suo parere su questi temi, che sicuramente sono anche divisivi all'interno della comunità scientifica, perché credo che ci siano visioni anche abbastanza diverse. Beh, allora, mi avete già sentito, no? Cioè, per me la risposta è una rete di collaborazione a livello nazionale orientata verso alcune missioni speciali, urgenti, okay? Alcuni problemi urgenti. E in questa rete di collaborazione è importante salvaguardare, come diceva Stefano Fantoni, l'interdisciplinarietà che va premiata, va sostenuta, va difesa, perché è sicuramente difficile, no? da realizzare in modo efficace. E queste missioni, no, che devono essere scelte, devono essere poi proposte al sistema della ricerca nazionale, che è fatto non solo da università, ma da centri di ricerca, da istituti che hanno già una loro struttura, e quindi la collaborazione fra questo tipo di realtà, una collaborazione orientata a determinate missioni e dove l'autonomia anche è garantita, quindi l'autonomia di alcune scelte, responsabilizzate poi, cioè, va garantita. Ecco, questo potrebbe darci la libertà e la velocità per riuscire poi a risolvere determinati, ad esserci e a parlare con i grandi centri, anche internazionali, dedicati a queste missioni. Francesco. Sì, volevo fare un piccolissimo passo indietro, ma rispondo chiaramente alla domanda. La sfida del cambiamento climatico è prima di tutto una sfida tecnologica e poi c'è anche una sfida sociale e di lotta alla povertà. Se noi non risolviamo il problema della povertà, non riusciamo neanche a risolvere il problema del cambiamento climatico. La tecnologia è fondamentale perché ci dà delle soluzioni. E la tecnologia, per sviluppare la tecnologia c'è bisogno di ricerca di base e ricerca applicata. Quindi se noi prendiamo seriamente però
la sfida del cambiamento climatico e pensiamo che il mondo lo prenda seriamente, la Cina lo sta prendendo seriamente, non per motivi climatici o ambientali, ma perché hanno talmente bisogno di energia che anche le rinnovabili gli vanno bene. Allora, noi ci dobbiamo mettere nell'ordine di idee che gli Stati Uniti, la Cina, questi grandi player internazionali investiranno tantissimo in tecnologia rinnovabile, nuove tecnologie. Quindi noi dobbiamo decidere se vogliamo anche noi far parte di questo gioco. Quindi la tecnologia, la nostra conoscenza è un elemento non solo di crescita culturale, ma è proprio di competitività. Quindi noi dobbiamo capire fondamentalmente se vogliamo essere un paese che sviluppa i pannelli fotovoltaici o è un paese di installatori di pannelli fotovoltaici. Tanto per fare un esempio proprio terra a terra, vogliamo essere sviluppatori o installatori, sapendo che il prezzo lo fanno gli sviluppatori, non gli installatori. Gli installatori ci ricaricano un pochino. Ecco. Detto questo, la ricerca è fondamentale. Quindi come fare? Allora, la prima cosa, secondo me, importante è già stato detto tutto, molte cose sono state dette, io aggiungo solo questo, io cercherei di evitare finanziamenti per la ricerca a pioggia, questo vizio che all'Italia noi abbiamo dei soldi, diamoli a tutti, non è il modo migliore per utilizzare delle risorse, soprattutto quando le risorse sono poche, dobbiamo fare in modo che le risorse vadano dove c'è più bisogno, dove sono più efficienti, dove c'è più competenza, quindi multidisciplinarietà, apertura, rete, ma anche un po' di competitività o competizione nel distribuire le risorse, oppure se non vogliamo autoselezionare o selezionare i migliori, cerchiamo almeno di dare degli indirizzi molto specifici che premino la multidisciplinarità, quindi secondo me questa è la cosa che si deve fare. Attenzione, non stiamo inventando niente, l'Europa funziona così. I progetti europei, che tra parentesi soprattutto, ma non solo, quelli che si concentrano sullo studio dei problemi connessi al cambiamento climatico, sono tutti progetti che promuovono lo sviluppo di reti di ricerca multidisciplinare. Si va nei progetti in cui per esempio collaboro io, si va dal climatologo all'oceanografo, all'economista, quindi anzi se non c'è l'economista, è solo un caso, il progetto non passa, allora il climatologo ti viene a dire scusa, ho bisogno di un'economia, partecipi a questa cordata perché sennò il progetto non passa perché vogliono la multidisciplinarità. Ecco. E poi c'è la competizione. Quindi secondo me questo dovrebbe essere un po' l'orientamento. Stefano. Ma ho poco da aggiungere per la verità, perché mi sembra che quello che è stato detto è assolutamente condivisibile. Certamente i finanziamenti a pioggia non servono a niente, diciamo, non certamente ad una situazione in cui è stato immesso un finanziamento tale per fare qualcosa in più, per fare delle strategie. Se li diamo a pioggia non succederà niente, staranno un po' meglio tutti quanti, ma insomma poi alla fine non succede un grandissimo che. Naturalmente se non si danno a pioggia bisogna anche decidere come darli, e questo significa che hanno da esserci dei decisori, ahimè, che devono anche poter avere la capacità operativa per poterlo fare. Quindi questo pone un problema, però insomma io credo che molto stia anche nell'attitudine in generale dei cittadini ovviamente, ma anche degli scienziati stessi per poter andare in una direzione piuttosto che in un'altra. È vero quello che diceva Francesco, insomma, vogliamo essere degli elettricisti o dei Marconi? Insomma, ecco, diciamo, è una bella differenza questa qui. Bisogna saper decidere strategicamente se vogliamo solo utilizzare, può essere una scelta, diciamo, però va detta chiaramente. Ecco, questo io preferirei che diventassimo dei Marconi, però insomma no. Anche perché purtroppo la nostra storia passata ci ha portato ad essere elettricisti in tanti settori economici strategici, quindi dobbiamo sicuramente evitare di esserlo anche in questo. Giorgio, tu che lavori in quello che forse è il più grosso ente di ricerca italiano. Allora, è l'unico, diciamo, dal punto di vista degli enti di ricerca del Ministero multidisciplinare, perché gli altri sono molti più settoriali, e in questo senso
diciamo, tutto quello che è stato detto, cioè, a volte abbiamo anche competizione interna, non solo verso l'esterno, per cui siamo, magari lì bisogna essere molto più efficienti. Volevo non chiudere, ma insomma dare il mio parere su quello che secondo me dobbiamo fare molto di più, ed è, non so, forse 50-60 mattinate come questa. Cioè i ricercatori devono fare più l'ultimo miglio, andare a raccontare quello che è la ricerca, che cosa può dare, quali sono le sfide, quali sono le difficoltà e quali sono, diciamo, allo stato attuale nei diversi campi, quindi in questo di cui abbiamo parlato oggi con tante sfaccettature o in tanti altri, quelle che sono le basi scientifiche, perché se no poi dopo, diciamo, anche dal punto di vista di come il sistema paese accoglie quelle che possono essere delle sfide, diciamo, importanti ma a volte anche difficili, manca quel pezzo di conoscenza, di comunicare quello che facciamo, quello che sappiamo fare, quello che vogliamo fare e qual è il modo migliore per farlo. Anche perché sennò poi arriva Borgonovo e sono parole in libertà. Allora, abbiamo tempo per qualche domanda dal pubblico. Mi è stato detto, importante, se qualcuno vuole fare qualche domanda, che ovviamente vorremmo ci fossero, dovete alzarvi, aspettare che vi portino il microfono e non togliervi la mascherina. Quindi se ci sono domande direi che questo è il momento per farle. Adesso arriva il microfono e arriva anche la telecamera. Buongiorno a tutte e a tutti. Io ascoltandovi non ho potuto fare a meno di avere un ragionamento che si sviluppava nella testa, ovvero mi chiedo quanto, e vi chiedo di commentare questo pensiero breve, quanto scienza ed economia siano in grado e quanto vogliano oggi evolversi insieme all'evoluzione che deve avere il sistema pianeta. L'antropocene parte dall'antropocentrismo. Oggi abbiamo sentito dire che gli ecosistemi già oggi ci aiutano, che vuol dire che gli ecosistemi sono esterni a noi, ci aiutano, noi siamo un'altra cosa, che la ricerca deve imitare la natura. Vero, quanto la ricerca è evoluta rispetto a quello che abbiamo avuto in passato, quanto i nitriti di carbonio, cloruro, non mi ricordo più, questi nuovi materiali sono diversi ed evoluti rispetto a molecole meravigliose che abbiamo avuto in passato, penso ai PCB, penso ai PFAS, penso all'Eternit, cose meravigliose ma devastanti per l'ambiente e per noi stessi. Quanto riusciamo a perseguire un benessere che sia generale e che come ricaduta abbia il benessere umano e quanto invece continuiamo a perseguire solo il benessere umano. Grazie. Grazie, devo dire una domanda sfidante. Come commento voglio solo, prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, ricordare che è vero, quelle cose che ha detto lei hanno avuto degli impatti negativi, però bisogna sempre fare il calcolo complessivo, perché in un certo momento storico i benefici possono essere stati superiori ai costi e se facciamo tutta la storia complessiva può essere che alla fine quella sia stata la soluzione migliore. L'esempio è il DDT. Il DDT causa danni, però nel momento storico, se non ci fosse stato il DDT, avremmo avuto molte più morti da malaria che non morte da DDT. Quindi bisogna sempre fare attenzione, perché poi a posteriore è facile criticare tutto. Però io credo che è il compito degli economisti aiutarci a fare analisi costi-benefici che riescano anche a guardare nel tempo a quali possono essere i costi successivi. Vi lascio rispondere. Visto che si parlava dei nitruri. Sì, no, se posso proprio brevemente insomma, rispondere a questa obiezione che è giustissima. Abbiamo imparato dalla storia precedente, dalle scoperte precedenti, quindi adesso sia i processi di produzione dei nuovi materiali, sia il risultato, quindi i nuovi materiali che otteniamo, sono testati per la sostenibilità. In particolare la tossicità dei nuovi materiali è controllata, quindi è controllata su modelli, è controllata anche
operando, cioè quando il materiale è sotto stress, è posto a determinate condizioni di lavoro, è controllata in tutta la linea di produzione e quindi abbiamo imparato. Cioè certamente il materiale che noi potremo proporre deve essere un materiale che è sostenibile a 360 gradi per evitare appunto diciamo risvolti che poi invece sono nocivi e tossici, e c'è una disciplina che ci aiuta a fare questo, che viene chiamata in inglese LCA, Life Cycle Assessment, cioè dalla nascita molecolare del materiale a tutti gli intermedi di produzione, al suo uso e alla circolarità del processo. Quindi abbiamo imparato e non trascureremo questo aspetto. Il life cycle assessment è una tipica materia da economista, anche se ha tutta una serie di risvolti multidisciplinari, e io trovo che sui temi della sostenibilità in Italia se ne faccia poco uso, perché spesso il fatto di non utilizzarla ci porta poi a scegliere soluzioni che non sono in realtà quelle più sostenibili, proprio perché bisogna fare un calcolo globale. Sì, allora rapidamente c'era una domanda più generica sull'economia come disciplina. Io ho studiato, mi sono formato in economia dell'ambiente, quindi diciamo che è stata la prima branca dell'economia che si è sviluppata, l'economia del benessere, che ha proprio cercato di uscire dall'ottica antropocentrica, anche se inizialmente più vabbè, non voglio entrare in dettaglio, ha cominciato a uscire, adesso ci sono molte più discipline anche economiche come l'ecological economics eccetera, dove appunto si cerca di andare al di fuori di questa ottica antropocentrica, anche se io decido di contrastare il cambiamento climatico per evitare di morire io o mia figlia, vabbè, non mi sento eccessivamente egoista anche in quest'ottica antropocentrica. Questa era solo una battuta. E dopo, per quanto questo vuol dire anche che c'è una grossissima responsabilità, siccome gli strumenti ci sono, di applicarli, cioè non di far finta che non ci siano. Quindi nel momento anche si suggerisce una politica, uno deve essere consapevole di tutti gli effetti. In certi casi si può arrivare al punto in cui uno dice: guarda, io ti posso fare l'analisi costi-benefici, ma non ha senso in questo contesto farti un'analisi costi-benefici, perché entriamo in un contesto di rischio o di perdite che sono difficili da quantificare economicamente. Io non ti metto un prezzo, un cartellino che dopo tu me lo pesi coi costi. E dopo però a questo punto dipende, la decisione spetta con tutte le informazioni al decisore politico. Però fondamentalmente sì, bisogna assolutamente, c'è una grossissima responsabilità nel valutare tutti questi aspetti, e devo dire che nel campo delle discipline anche economiche relative all'ambiente questi aspetti sono molto importanti. Io vedrei se c'è ancora una domanda, se no noi andiamo a chiudere, eccola lì. Adesso è in arrivo anche il microfono. La prima è una mia personale riflessione che porto ovviamente all'attenzione vostra e sulla quale magari vorrei sapere un commento. Avete parlato di multidisciplinarietà. Ebbene, io ascoltandovi ho ancora la percezione che ci sia un certo limite che poi emerge dalle cose che voi stessi dite. Cioè, non avete la percezione, e tramuta la mia riflessione in una domanda, che la multidisciplinarità di cui parlate voi sia troppo ancorata ancora all'interno di un ambiente scientifico? Cioè, oggi ho sentito parlare di informazione, oggi ho sentito parlare di equità, oggi ho sentito parlare di rapporti con la politica. Non avete la percezione che la multidisciplinarità di cui voi parlate abbia ulteriormente bisogno di un ulteriore slancio? Cioè, fare in modo che al vostro interno ci siano, delle vostre discussioni, ci sia bisogno di qualche filosofo in più, di capire un attimino quale sia la ricaduta delle cose che fate, e ci sia bisogno anche di capacità comunicativa, quindi entrare in questi aspetti. Ci sia bisogno anche di conoscere bene gli aspetti decisionali che poi, diciamo, potrebbero sostenere quello che voi fate. E questa era una riflessione che poi si è tramutata con un'altra domanda, e vado diretto sul professor Fantoni. Non ha la percezione, dottor Fantoni, che ci sarebbe bisogno più che di
contatti, diciamo, via web, di un luogo fisico, materiale, in cui ci possa essere questa multidisciplinarità abbia oggettivamente una concreta visibilità, anche per poi tradurre tutto questo in esperienze dirette, concrete. Parlo di imprese, parlo di concretizzazione effettiva di quanto oggi, insomma, la scienza dice. Grazie. Ecco, direi che, visto che è stato chiamato in causa, la risposta spetta a Stefano. Ma, insomma, la mia risposta è sì. Sì, certo, è vero che c'è bisogno di questo slancio e credo che è venuta questa voce da questo palcoscenico, diciamo così, da questa tavola rotonda. Ed è vero che va fatta. E questa è una sfida, no? Questo è una sfida vera e propria, quindi sono perfettamente d'accordo su questo. Il fatto che poi questo si possa materializzare in un Olimpo, diciamo in un posto dove questa cosa si materializzi, non lo so, diciamo, bisogna sempre avere un po' paura di ciò che è troppo centralizzato, può darsi. Certamente ci vuole una centralizzazione della decisione, quindi io vedo in questo Olimpo uno strumento che sia formato a mo' di rete, in modo tale ma che sia effettivamente operativo e che vada avanti, che non sia solamente una finzione, cioè un modo per parlare, per dire vabbè siamo una rete ma ognuno fa quello che vuole. No, questo no. Quindi direi sostanzialmente la mia risposta è sì. Io come commento direi che è vero che noi dobbiamo preoccuparci anche degli aspetti politici, dialogare con i politici, però vivendo in Italia mi viene da dire che vorrei anche che i politici parlassero più con la scienza e ascoltassero di più la scienza, perché purtroppo uno dei problemi che abbiamo è che abbiamo tante decisioni che vengono prese in barba a tutte le evidenze scientifiche. Se posso solo aggiungere una cosa, c'è una disciplina che studia la ricerca e l'innovazione responsabile, RRI, okay, che in Europa è ben codificata e anche in Italia adesso si sta ragionando su questo tipo di disciplina, dove i sociologhi partecipano al processo di comunicazione e anche di sviluppo dell'idea, perché non dobbiamo veramente trascurare il problema di una resistenza poi sociale, no? All'innovazione, che deve essere, è una frontiera che va abbattuta e va abbattuta anche questa scientificamente, perché c'è un modo di dialogare, no? Che appunto lo vediamo in questo tipo di contesto. Per cui sì, c'è e si sta anche radicando nei progetti accademici, scientifici, di frontiera e di base o applicata, sì c'è. Allora, lasciatemi chiudere, io vorrei partire da alcune parole che ha detto ieri sera Callum McCann, che è stato premiato col premio Terzani. Parafrasandolo, la scienza rende possibile quello che prima a tutti sembrava impossibile. Dobbiamo andare avanti e crederci. Questo credo sia il messaggio che è venuto anche dalla giornata di oggi. Dobbiamo avere fiducia nella scienza come motore di crescita, di sviluppo e di sostenibilità. E dobbiamo soprattutto avere fiducia nei giovani che fanno la scienza, perché loro sono la nostra speranza per un futuro migliore. Grazie ai nostri ospiti e grazie a voi per essere stati qua.